Dal Palatezze, buonasera da Lucio Micheli. E Massimo Ronconi. Tra poco potremo vivere uno dei confronti più interessanti di questa giornata di campionato, questo anticipo, perché saranno dei punti di salvezza tra le squadre che sono ultima e penultima in classifica. L'Arzignano fin qui con 6 punti ne ha vinta solo una. Dall'altra parte l'Aniene 5 pareggi, l'unica squadra di Serie A che fin qui non ha un successo all'attivo. Il perché poi lo vedremo magari anche giocando, Massimo, anche vedendoli giocare. Ma io credo sia veramente una partita fondamentale per queste due squadre che si sono rinforzate con il mercato, per cui dobbiamo vedere che cosa è cambiato in queste due squadre, se avranno la forza di trovare una salvezza che in questo momento sembra lontana dai sogni di queste squadre. Anche se dobbiamo ricordare il fatto, che poi ne parleranno anche i nostri intervistati, insomma, che sono state anche le due squadre più attive sul mercato, in questa fascia di mercato. Allora io andrei subito a sentire i protagonisti, quelli che saranno i protagonisti della serata. Allora sentiamo cosa ci ha detto Mauro Micheli, l'allenatore dell'Aniene, e subito dopo Fabian Lopez, quello dell'Arzignano. Aniene è completamente rivoluzionata rispetto a poche settimane fa, siete stati più attivi sul mercato, curiosamente proprio con i vostri avversari di stasera. Sì, siamo stati molto attivi sul mercato, sono state tante le entrate, tante anche le uscite, alla fine ne contiamo 7 in uscita e 7 in entrata, praticamente abbiamo rifatto la squadra da capo. C'è anche la novità dell'allenatore, perché questa è la terza guida tecnica stagionale, tra l'altro lei all'inizio della stagione era un direttore generale. Sì, è la terza guida tecnica, purtroppo la stagione non sta andando come volevamo e la società ha deciso di fare un ulteriore cambio in panchina, anche una ristrutturazione, diciamo così, sotto un punto di vista dirigenziale, un netto cambio di giocatori come abbiamo appena detto, perché 7 insomma sono veramente tanti in una finestra di mercato così breve come quella di dicembre. E sì, io ero direttore generale, ero stato allenatore di questa squadra l'anno scorso, abbiamo fatto la semifinale playoff per andare in Serie A, poi non ci siamo riusciti sul campo, ma come tutti sanno siamo stati ripescati poi in estate. Per motivi soprattutto organizzativi abbiamo concordato con la società che rimanevo, ecco, nell'organigramma come direttore. E adesso la società ritiene opportuno fare ha ritenuto opportuno fare questo cambio, per dare una scossa, per cercare insomma di rimettere le cose a posto. Io sinceramente penso che la base di partenza sia anche buona. Il problema è ovviamente il fatto che abbiamo cambiato tanto, però dobbiamo soltanto trovare un po' di serenità e un po' di qualche risultato positivo. Ecco. Ecco, a tale proposito, stasera potrebbe arrivare la vostra prima vittoria in campionato, perché anche qui una curiosità, di due squadre, in due avete vinto una volta sola. E non noi, loro. Sì, è più di qualche volta che diciamo che dovrebbe arrivare la nostra prima vittoria stagionale, quindi sinceramente quello che voglio fare io, l'idea che voglio fare io è fare ogni partita paradossalmente senza guardarla più la classifica. Perché il fatto di guardare così continuamente la classifica forse ci sta creando più ansie che altro, anche perché comunque la nostra è una società che per la prima volta fa la Serie A e quindi probabilmente anche diciamo, meno abituata a determinati tipi di tensioni, no? Paradossalmente sarebbe meglio pensare di giocare una partita alla volta senza poi preoccuparci tanto della classifica e vedere poi alla fine qual è il risultato migliore ottenuto. Partita molto importante, anche molto equilibrata alla vigilia, tra due squadre che fin qui in due hanno vinto solo una partita di campionato. Sì, sì, sappiamo che siamo anche tutte e due squadre in difficoltà e che questa è una partita che sicuramente serve per tutte e due come per fare una differenza che sicuramente vale più di 3 punti, questo valgono 6 punti. Poi l'altra curiosità riguarda il fatto che proprio voi e l'Aniene siate state le società più attive sul mercato. Sì, 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 sicuramente loro hanno preso qualche giocatore in più che noi, però hanno arrivato 2 giocatori che sono importanti per noi, che sicuramente nos daranno una grandissima mano e stiamo anche aspettando l'arrivo di Leandrino, che già sta tutto fatto con la società. Il campionato quest'anno è molto più equilibrato di quelli precedenti, sono 16 le squadre, spezzato in due, c'è una elite davanti che gioca per i primi posti e poi però c'è una bella lotta in coda. Sì, sì, sappiamo che è troppo difficile lottare con la squadra del Vertici, però bueno, noi dobbiamo adesso sommare punti, sia dove sia, con la squadra, adesso quando arrivi l'altro che deve arrivare, già stando un po' la squadra più completa, sicuramente
andremo a giocare a qualsiasi posto. Come si batte l'Aniene? Y se bate è difficile perché sempre sono due squadre che giocano, però dobbiamo sicuramente con l'atteggiamento, con la tensione, senza sbagliare, sicuramente ti dà una mano in più. Siamo tornati in diretta da Arzignano, siamo in provincia di Vicenza per questo confronto tra Arzignano ed Aniene, siamo al Palatezze, avete ascoltato le parole dei protagonisti, dei due allenatori delle squadre che stasera saranno in campo, squadre che sono divise solo da un punto, penultimo posto per una è l'Arzignano e l'ultimo per l'Aniene. Sappiamo dell'avvicendamento perché l'attuale allenatore Micheli dell'Aniene è stato in realtà l'allenatore della scorsa stagione, è arrivato fino alla Serie A, poi promosso direttore generale. Due allenatori sono saltati tra virgolette fin qui, del resto evidentemente non erano soddisfatti di come andava il campionato ed è ritornato quindi Micheli in panchina. Vedremo stasera all'esordio cosa riuscirà a fare di bello. Dall'altra parte invece un Fabian Lopez che ci ha detto al microfono che serve tranquillità. L'altra cosa molto importante riguarda il fatto di un mercato faraonico per quanto riguarda le due formazioni, le più attive in questa fase. Ma faraonico perché hanno preso dei giocatori importantissimi. Simi è un fuoriclasse, ha giocato tanto in nazionale brasiliano, intanto una comunicazione di servizio, un ritorno dentro la cuffia di quello che dico. Di là c'è Alemao che è un giocatore straordinario, però partono entrambi dalla panchina, non nel quintetto. È evidente che non hanno avuto la possibilità di allenarsi bene con la squadra e puntano gli allenatori soprattutto inizialmente sui giocatori che hanno lavorato di più. Allora andiamo subito a vedere le formazioni a partire dagli ospiti dell'Aniene. Aniene in campo con Tim, Schininà, Mazzoni, Villalba e Sanna, questo è il quintetto iniziale, lo starting five. Dall'altra parte invece la risposta dell'Arzignano con Pozzi, Marzio, Vinicius, Rafa e Amoroso. Questi i primi 5 proposti da Fabian Luiz. Mentre stanno per entrare sul parquet le due formazioni, andiamo a vedere anche gli altri giocatori che compongono il roster delle due formazioni, quindi con Bastini, Castrati, Negro, Claro, Simi, Molaro, Panarotto e Tibaldo l'Arzignano. Naturalmente non parliamo di riserve, ma parliamo del resto dei giocatori che saranno stasera impegnati. Per l'Aniene Taloni, Cullani e come vedete non abbiamo più la grafica, comunque li avete visti i 14 che saranno protagonisti di stasera. Tutto pronto, io valuto intorno ai 500 spettatori presenti qui al Palatezze e tra poco quindi vedremo questo confronto con l'Arzignano in maglia biancorossa e l'Aniene in maglia nera con numerazione gialla. Tutto pronto per l'avvio del confronto. A questo punto io vi dico anche che gli arbitri saranno Lorenzo Curci della sezione di Iesi e Dario Di Nicola della sezione di Pescara. Informazione di servizio, non ci ascoltiamo in cuffia. Spero che stiamo andando in onda in questo momento. Tutto pronto per il confronto, vedete il solito fair play iniziale. Allora ritorniamo sul mercato, intanto chiedo alla regia di controllare l'aspetto tecnico. Dicevamo del mercato con Arzignano che ha avuto da questo mercato i vari Pedotti, Vinicius, Simi, Panarotto e Leandrigno che sta arrivando. Cessioni con Pizarro, Guati, Feliciotti, Sabri, Fred, questi sono i giocatori che hanno lasciato. Sì, hanno puntato su giocatori di esperienza, ma Pedotti ha fatto 2 partite, poi ha problemi con la famiglia giù in Brasile, è dovuto tornare in Brasile. Simi, lo ripetiamo, è un giocatore straordinario, io ho avuto anche il piacere di allenarlo a Perugia. Vinicius un difensore, non è un giovanotto. Non è un giovanotto sicuramente, ma qui si punta sull'esperienza se vuoi tentare di fare un risultato e magari di evitare la retrocessione. Dall'altra parte invece parliamo di un Aniene che ha preso dal mercato Anassa, Alemao, Mazzoni,
Caio e Pilloni dal Latina più Fabrizio Luis Mariano, cessioni con Zanchetta, Del Ferraro, Batata, Giorginio. Questo significa che hanno voluto rivoluzionare completamente i roster, le due formazioni. Vedremo se saranno premiate. Già stasera potremo capire il nuovo valore delle due formazioni. Ma vediamo, perché qui i giocatori nuovi non hanno avuto la possibilità di allenarsi con i compagni. Chi si è adattato meglio probabilmente l'avrà vinta stasera. Certo, il fattore campo conta, è un Aniene che non ha mai vinto, ha giocato spesso delle buone partite, anche l'Arzignano vinceva 3-0 l'ultima partita a Padova, poi ha perso a 20 secondi alla fine mettendo il portiere di movimento sul 3-3. Inizio del confronto con il giro palla dell'Aniene, c'è Villalba, ancora Aniene in possesso, scarico in avanti, poi torna in possesso l'Arzignano, mentre non abbiamo risolto i problemi di natura tecnica, quindi chiamo la regia a controllare. E adesso Aniene che prova a sfondare con Sanna, poi palla per Villalba sulla sinistra, Villalba che non riesce a tenere il pallone sul parquet. Giocati 30 secondi, si rimane sullo 0-0. Sì, qui è un errore di Marzio strano, un giocatore esperto con lui, si fa rubare palla, poi va in sovrapposizione Villalba ma non riesce a concludere. E adesso il giro palla dell'Arzignano, l'Arzignano con Vini che ha allargato sulla sinistra, provano a salire, c'è qualche difficoltà per Rafa che non sfonda e quindi la rimessa a favore dell'Aniene. Viene attivo sulla sinistra con Villalba. Villalba l'abbiamo visto all'opera nel corso di una partita spettacolare a Roma con la Feldiepoli. Prova a ripartire l'Arzignano. Palla in avanti per Sanna. Sanna non può controllare il pallone, prova a salire l'Arzignano, prime fasi di studio tra le due formazioni, la tensione c'è, ricordiamo che i 6 punti dell'Arzignano sono frutto di una sola vittoria in campionato e questo la dice lunga sulla situazione della squadra di casa con 3 pareggi e 9 sconfitte, 28 le reti all'attivo e 64 quelle al passivo. Aniene 5 punti con nessuna vittoria, 5 pareggi e 8 sconfitte. Sono 45 i gol all'attivo della squadra di Micheli con 64 reti, però fin qui subite. Le due formazioni sono le peggiori difese del campionato di Serie A. Beh, non a caso sono ultima e penultima. Qui abbiamo visto tatticamente già una cosa interessante, che l'Aniene gioca subito per cercare il pivot, che in questo caso è Sanna, e c'è molto spazio nelle fila dell'Arzignano in fase difensiva. Tra l'altro vorrei capire bene chi fa l'ultimo tra i due, perché sono due ultimi naturali, Vinicius e Marzio. Marzio adesso si è spostato in posizione laterale, poi si abbassa, vediamo, seguiamola questa iniziativa dell'Arzignano, un Arzignano che prova a fare gioco proprio con Marzio sulla destra, scarico all'indietro, pallone indirizzato verso il pivot, ma è già ripartito l'Aniene. Vediamo Sanna, palla sul destro, conclusione murata proprio da Marzio, riparte l'Arzignano, lo fa per vie centrali, Amoroso non trova compagni liberi, nuova ripartenza con Villalba puntata sul fondo. Sì, bene, perché ruba palla ancora una volta sull'imbucata Villalba, però nessuno dei suoi compagni ha aiutato nella fase offensiva e ha dovuto calciare la posizione praticamente impossibile. Seguiamo Vinicius, il suo scarico sulla sinistra. Fasi di studio, nessuno forza, nessuno può rischiare più di tanto. Punizione a favore dei padroni di casa. Fallo ingenuo qui di Villalba, perché aveva già scaricato il pallone Amoroso, è un intervento gratuito, i falli possono essere un fattore importante in questa partita. E infatti la situazione cambia, perché adesso c'è un fallo a favore 1-0, cioè sono i falli, uno commesso dall'Aniene, nessuno fin qui dall'Arzignano, partita che però è appena iniziata. Ricordo che in caso di sesto fallo poi andremo a vedere anche dei tiri liberi.
Vediamo la giocata, qui preparano uno schema probabilmente che non riesce. Seguiamo ancora Vinicius da destra, prova a farsi vedere Marzio, può ripartire Sanna, buono il break dell'Aniene, è buono anche l'assist, è arrivata poi la conclusione sul fondo di Mazzoni, si rimane sullo 0-0, giocati 3 minuti al Palatezze di Arzignano. 2 errori fino adesso di Marzio in buca palla e l'Aniene riparte in contropiede. Chiaramente la squadra di Michelli si sta schierando a metà campo, vuole proprio questo come tattica, come ha preparato la partita, vuole ripartire sull'errore dell'Aniene. Ancora palla rubata. Sanna retrocede, ha visto Alemao, Villalba ancora per vie centrali, Mazzoni lo scarico, Sanna cerca di recuperare, Aniene che rimane in possesso, lo gestisce Villalba, poi palla avventurosa all'indirizzo di Sanna che si lamenta e quindi il possesso palla sarà dell'Arzignano. È partito meglio l'Aniene, sta facendo molto meglio in fase offensiva. Arzignano che praticamente non si è mai visto dalle parti della porta di Tim. Possiamo dire che non sia una novità questa, perché sono soltanto 28 i gol all'attivo fin qui in campionato proprio per i padroni di casa contro i 45 dell'Aniene. Aniene che è mancata soprattutto, posso dire, dal punto di vista psicologico, una neopromossa che evidentemente qualche punto per strada lo ha perso. Tanto Vinicius. Prova il pressing Villalba, troppo isolato, c'è lo scarico all'indietro per Marzio, si allarga dall'altra parte Morillo, andiamo a seguire ancora l'Arzignano, vedete non c'è la velocità giusta, non ci sono neanche i posizionamenti rapidi della squadra di Fabian Lopez, quindi troppo prevedibile. Sì, non c'è la spaziatura della squadra, giocano molto vicini, soprattutto non c'è la profondità la dà Rafa, e al contrario dovrebbe essere Amoroso a stare lì davanti, un giocatore molto pericoloso in fase offensiva. Si nota anche la tensione di questa partita, perché questo è una sorta di dentro o fuori, tra due formazioni, ultima e penultima in classifica, non possono più sbagliare. Vinicius, scarico all'indietro, Forse non poteva prendere, non poteva prendere il pallone, quindi si riprenderà col possesso palla Aniene da posizione molto interessante. Suggerimenti già di Micheli, molto attivo sulla panchina dell'Aniene, molto più compassato l'allenatore invece dell'Arzignano. Aniene che propone subito Anas sul parquet, è uscito Villalba. Nas, giocatore interessante, giovane, proveniente dal Latina dove ha fatto bene insieme a Lemao, e comunque l'arbitro deve avere una memoria di ferro, perché erano passati un minuto abbondante dallo scaglio del portiere, si è ricordato che non poteva ricevere di nuovo. Suggerimenti anche di Fabian Lopez, panchina dell'Arzignano per la fase difensiva della sua squadra. Attenzione alla palla sotto la traversa, perché Alemao è un giocatore molto esperto, con questo posizionamento il portiere rischia di prendere gol sotto la traversa. Andiamo a vedere. Salvataggio sul tiro di Mazzoni che poi lascia subito il parquet, vedete subito il cambio, è già entrato Taloni. Andiamo a vedere, a rivedere la conclusione di poco fa, salvataggio sulla linea con l'Aniene che però si propone ancora in fase offensiva. E questo è Alemao, lo scarico per Sanna, prova a farsi vedere Anas, c'è Taloni largo a sinistra che riceve, Taloni lo scarico, prosegue l'iniziativa di Alemao. Comunque si vede tatticamente la differenza con le squadre di alta classifica che vanno a pressare immediatamente alte. Loro tutte e due aspettano nella metà campo. È la velocità la differenza completamente tra le prime squadre e quelle di bassa classifica. Anche se questa sarà una partita tutta da vivere, perché sono due formazioni che molto probabilmente daranno vita a un incontro equilibrato. Ma sicuramente anche la classifica lo dice, ma poi soprattutto
Il problema è che se si difendono nella metà campo lo spettacolo viene un po' meno, no? Taloni. Ancora Niene sulla sinistra, non sfrutta questa nuova opportunità. Uno dei più giovani sul parquet, che è Cullani, 2003, un ragazzo giovanissimo, molto molto interessante. grande fisicità per lui, un ragazzo di 1,93 m per 86 kg di peso, molto strutturato nonostante i 16 anni. Sì, proveniente dal Forte Colleferro, un giocatore di origine albanese, molto molto forte, gran tiro, soprattutto gran fisico. Seguiamo Anas, prova a sfondare sulla destra, 1 contro 1, salta di netto l'uomo, poi lo stesso Anas alla conclusione con Aniene vicino al vantaggio. Ma attenzione, Ripartenza, nuova opportunità per l'Aniene con Alemao. l'esperienza di Alemao era lì proprio ad aspettare il passaggio. Cullani, Taloni, Alemao, Anas, finte di Anas, va via molto bene, fermato da Marzio, ripartenza dei padroni di casa, non gestisce in rapidità però, vedete, costretti all'indietro, quindi Marzio, Vinicius, ancora Marzio, persa una buona opportunità per l'Arzignano. Adesso vedo che si scalda Simi, lui può essere il giocatore in grado di dare uno strappo alla partita, il giocatore che nell'uno contro uno diventa quasi devastante. Dentro anche Calaro per l'Arzignano. Nuova conclusione, salvataggio, rimane in avanti l'Arzignano. Abbiamo visto il salvataggio di Tim poco fa, lo rivedremo al replay. Non c'è il ritmo giusto per l'Arzignano per sfondare la difesa dell'Aniene. Vedete però la situazione falli che ci dice che fin qui le due squadre hanno rischiato davvero poco, perché mancano 12 minuti e 25 secondi alla fine della prima frazione di gioco, c'è solo un fallo, quello dell'Aniene. Fin qui sicuramente non vedremo tiri liberi, a meno che le due squadre non cambino completamente atteggiamento nel corso della seconda fase del primo tempo. Ma per vedere una partita più aperta dobbiamo aspettare che magari una delle due vada in vantaggio, probabilmente, perché adesso c'è... Seguiamo Anas con le sue finte, il sinistro, si porta poi la palla sul destro, arriva anche la conclusione sul fondo. Bravo, molto bravo, il giocatore in grado di fare la differenza, è tecnicamente fortissimo, poi è giovane, è veloce, è così. Va lui a dare profondità. Sì, in posizione di pivot, mentre Claro si allarga sulla sinistra, c'è Vinicius che porta palla, attende il piazzamento dei compagni. Simi prova a farsi vedere, eccolo che riceve il pallone, potrebbe allargare, invece lo stesso Simi poi guadagna una buona rimessa laterale, però c'era libero e poteva ricevere Rafa. Non c'è fallo su Simi, Fallo laterale adesso. un fallo laterale, ma non è stato fischiato il calcio piazzato, la punizione a favore dell'Arzignano, nonostante il giocatore a terra. Simi non può arrivare, buono però il suggerimento di Pozzi. Beh, è andato in difficoltà Vinicius in controtempo, la palla stava terminando il fallo laterale e ha preferito calciare lontano Pozzi. E seguiamo l'Aniene con Taloni, non arriva il pallone a Sanna, l'applauso per il compagno, l'incoraggiamento del giocatore con la maglia numero 29 ai compagni, c'è anche Schinina con la maglia numero 8 sul parquet, da ultimo. Andiamo a vedere, l'Aniene ha cambiato qualche giocatore, vediamo questa fase del confronto, si rimane sullo 0-0 al Palatezze di Arzignano, anticipo del campionato di Serie A di calcio 5, confronto molto importante in chiave salvezza. Arzignano a 6 punti, Aniene ultimo a 5. Pallone messo in fallo laterale, non rischia l'Aniene, Schinina scaraventa in tribuna. Sì, qui Rafa lamentava una trattenuta, si era girato bene. Vinicius, Pozzi, buono il lavoro di Rafa, si guadagna dei metri, può andare alla conclusione. Gli applausi del Palatezze per il numero 10. E questa è stata la prima grande occasione per l'Arzignano, qui ha
ha fatto una transizione veloce al centro del campo, poi ha visto che non c'era altra possibilità che calciare, l'ha fatto con la punta, però la palla si è alzata troppo. Taloni scarica per Anas, c'è Sanna, ha visto già Schinina che sull'attacco di Simi mette il pallone fuori. Siamo a metà gara, si rimane sullo metà primo tempo, si rimane sullo 0-0. Formazioni che fin qui ci hanno detto di una grande tensione sul parquet. Ma era evidente, il risultato è importantissimo in questa partita, magari ti ho detto, per vedere una bella partita dobbiamo aspettare che uno dei due passi in vantaggio per vedere la reazione, magari l'aumento della velocità dell'altra squadra. Claro. Chiamato in causa Pozzi che si disinteressa. Eh sì, perché non poteva. Infatti stava spiegando ai compagni, ragazzi, state più attenti. È la seconda Non volta. potete scaricare all'indietro. Buon per lui che la palla non era nello specchio della porta e l'ha fatta sfilare in angolo. Rimessa laterale a favore dei padroni di casa. È un confronto che non decolla, Claro alla rimessa, Vinicius con calma, vedete una velocità piuttosto bassa, direi quasi inesistente, si gioca da fermo. Claro, non rischiano le due formazioni. Simi, soprattutto l'Arzignano, è molto chiuso, alla ricerca evidentemente di stanare gli avversari. Vediamo Simi però, subito pericoloso col suo destro. Ha fatto un bel movimento perché col corpo ha difeso il pallone, ha allontanato Schina, poi ha fatto una convergenza verso il centro e poi ha calciato, ma troppo da lontano. Villalba, Schinina, Sanna, prosegue, attenzione al break dei padroni di casa e qui davvero sono vicinissimi al vantaggio con Molaro. Veramente ha fatto una gran cosa perché l'abbiamo visto due volte, una volta Simi, una volta Molaro, che hanno tentato di pressare il portatore di palla, hanno rubato due palloni. Simi prova a farsi vedere Molaro, si va da Vinicius, scarico per Pozzi, due alti per l'Arzignano ed è una novità in questa partita. Tim con calma gestisce da Ranieri, prova a far risalire i suoi. Torna da Sanna, ben controllato da Simi, e allora Vinicius fa ripartire l'Arzignano. Molaro, Claro, Simi, ora Claro. Vinicius rimane in posizione di ultimo e c'è il break di Mazzoni che fa la conclusione. Bravissimo Vinicius in fase di copertura. Sì, errore qui di Molaro che si fa rubare il pallone in pressione. E poi Vinicius, come hai detto te, che va in scivolata a contrastare la conclusione di Mazzoni, rischiando anche l'autogol. A questo punto dico alla regia che continuiamo ad avere qualche problema di natura tecnica. Attenzione, c'è un break di Simi che poi cerca Molaro non segue l'azione del compagno, chiarimento tra i due, Simi forse avrebbe fatto meglio a calciare. Ma era una buona intuizione, probabilmente proprio la mancanza di lavoro insieme questo qui, perché Simi stava aspettando il momento buono per passare il pallone, invece il compagno non ci ha creduto. Rimessa laterale a favore dell'Aniene. Aniene che era partita meglio rispetto ai padroni di casa, poi però l'Arzignano piano piano ha preso campo. Sì, non riesce più ad impostare bene il gioco, chiaramente adesso fuori Vinicius, sta giocando praticamente senza ultimo perché anche Marzi è fuori. L'Arzignano gioca una squadra molto offensiva in questo momento. E andiamola a seguire l'Arzignano con Claro. Simi non controlla un pallone morbido del compagno, un pallone semplice forse, però Simi, ricordiamo, al debutto. Il movimento era buono e anche il passaggio di Claro era buono, la palla gli è sfilata sotto il piede. E questa è la concentrazione di Mauro Micheli sulla panchina dell'Aniene. Adesso scende Tim. Vediamo, prova a dare una mano ai compagni. Sanna in anticipo su Claro,
La rimessa dell'Aniene, Claro si lamenta, vista qui da vicino sembra sia giusto No, è la dell'Arzignano. protesta, infatti l'ultimo tocco era Aniene. Probabilmente è stato Sanna proprio per non farsi anticipare. Time out. C'è un time out e io andrei ad ascoltare le parole di Mauro Micheli sulla panchina dell'Aniene. Ogni rimessa laterale per loro, ok? Dentro la metà campo loro cambiamo, andiamo in difesa 1, ok? Solo rimessa laterale per loro, ok? Tutto il resto rimane in 3. Altra cosa, quando finisce l'azione dobbiamo scappare via veloci, è la prima azione di gioco loro la ripartenza e ci mettono la palla sopra e attaccano in 2, quindi anche in occasione della palla che forse ti ha toccato, non chiediamo all'arbitro l'ha toccato, quindi scappiamo via. La prima cosa che hanno fatto ci hanno messo la palla sopra e siamo andati in difficoltà. Terza e ultima cosa, stare in 3 significa che se la palla loro rimane ferma staccata indietro, se noi stiamo in 3 o stiamo parecchio bassi e raddoppiamo a prendere la seconda palla qui, o se no se rimaniamo in mezzo che non è terra di nessuno, dopo prendiamo la palla dentro e fatichiamo a venire dentro. Correzioni da parte di Micheli, anche se poi il time out in realtà l'aveva chiesto Fabian Lopez, forse per preparare questa giocata sul fallo laterale, però ha detto delle cose giuste e la partita è molto bloccata, in effetti come stavi dicendo tu c'è tensione, c'è poco sviluppo offensivo, vediamo un attimo. Ma secondo me è cresciuto rispetto all'inizio l'Arzignano che Sì, quello sicuramente. aveva dato l'impressione di subire troppo l'Aniene. Adesso seguiamo Pozzi in questa battuta diretta verso Tim che fa ripartire i suoi, c'è Sanna dall'altra parte, perde un tempo, poi commette anche fallo di mano. Devo dire che è stato sportivo perché ha detto all'arbitro è vero. Ma era abbastanza evidente, comunque si era fatto sorprendere questa iniziativa di Pozzi, mi è sembrata un po' avventurosa, anche perché non ha calciato forte. Tim è un portiere che se vuole può riuscire anche a calciare da lontano e trova la porta, senza portiere attenzione, questi sono errori clamorosi. Seguiamo l'Arzignano costretto a lanciare in avanti il pallone sul pressing dell'Aniene, Aniene che riparte da Mazzoni, vede subito Villalba, da giocare 7 minuti e 30 secondi nel corso del primo tempo, si rimane sullo 0-0 al Palatezze di Arzignano tra Arzignano e Aniene, l'anticipo del campionato di Serie A di calcio a 5, un anticipo tra l'ultima e la penultima in classifica, un anticipo salvezza. E comunque è interessante quello che ha detto Micheli, che lui sul fallo laterale dell'Arzignano vuole che sale la squadra in zona 3 che sarebbe la zona offensiva, invece nelle altre situazioni vuole la squadra dentro la metà campo come avevamo detto prima. Seguiamo Sanna, prova a farsi vedere Villalba sulla sinistra, si va da Schinina, lo stesso Villalba guadagna qualche metro, potrebbe arrivare il destro interessante che però non inquadra lo specchio della porta difesa da Pozzi fa ripartire i suoi, parte da sinistra con Rafa. Seguiamo Simi, scarico, conclusione di Amoroso, pericolosa qui l'Arzignano ma non c'è la precisione. Bella giocata, con Simili davanti sono completamente cambiate le cose in casa Arzignano, Simili dà profondità, fa salire i compagni, qui Amoroso è arrivato col passo lungo, non è riuscito a trovare la porta. Seguiamo Villalba, alle prese proprio con Amoroso, lo scarico per Alemao. Prosegue l'iniziativa dell'Aniene, e poi Pozzi. Subito in avanti alla ricerca di Simi. Troppa fretta, paura, le squadre sono, non dico terrorizzate, ma molto nervose e impaurite dal risultato. Tanto c'è anche Medici con la maglia numero 7 in campo per l'Aniene. Ma attacca Rafa, porta il pallone sul sinistro, altra azione pericolosa dell'Arzignano. Bravo qua perché era riuscito a eludere l'intervento di un giocatore come Alemao che è veramente bravo in fase difensiva. Seguiamo Villalba, scarico per Alemao. Medici, Villalba. Prova a farsi vedere Mazzoni in posizione di pivot.
Si rimane però bassi con Villalba che scarica per Alemao. Alemao dice vai avanti, mettiti in posizione, lo serve i Medici. Villalba, ancora Medici. Palla all'indietro per Mazzoni, Mazzoni che si riallarga sulla destra. Seguiamo Mazzoni, potrebbe arrivare un'imbucata importante. E invece Villalba con le sue finte prosegue l'iniziativa dell'Aniene. Qui rischiano però di una ripartenza rapida dell'Arzignano. Contatto tra Claro e Villalba, riparte Pozzi. Simi intanto ha lasciato il parquet perché dentro c'è Vinicius. Comunque Villalba deve capire che lui da fermo non deve dribblare, deve prendere velocità perché altrimenti diventa deleterio per la sua squadra. Avevamo già visto, attenzione, l'errore amoroso. Medici incespica sul pallone, problema per lui e può ripartire così l'Arzignano. Arzignano che mette sportivamente il pallone fuori perché a terra c'è il numero 7 dell'Aniene. Che si lamenta, che voleva il fallo, vediamo. Si viene colpito sul piede sinistro, anche se poi secondo me cade un po' troppo facilmente. Probabilmente hanno visto meglio di noi gli arbitri. Comunque Medici sportivamente tra gli applausi del Palatezze di Arzignano consegna il pallone agli avversari. Massimo fair play, lo sottolineiamo sempre, un aspetto che ci piace dello sport e del calcio a 5. Tanto palla sulla destra per Marzi, non sfonda. Poi Tim. Medici, palla importante questa di Medici all'indirizzo di Anas. Questa è stata una grande occasione, ancora una volta riescono a sorprendere l'Arzignano alle spalle dell'ultimo difensore con lancio lungo del portiere. E a proposito di lancio lungo, adesso hanno provato ad innescare il Rafa, lancio di Amoroso, non riescono invece a salire con calma palla a terra. Parlo dell'Arzignano, perché l'Aniene sta ritornando ancora più attiva in fase offensiva. Medici, seguiamo Anas, prova a uscire Pozzi, Anas tutto da solo, salvataggio sulla linea di Amoroso e qui si esalta il Palatezze. Gli applausi di tutti i tifosi, il migliaio di tifosi presenti qui ad Arzignano. Io direi mettergli un gol nella classifica dei cannonieri, questo vale un gol. Guardate, mostruoso, bravissimo, però bravo Anas qui a dribblare Pozzi, poi ancora più grande bravo salvataggio. Sempre Anas, scarico all'indietro, Taloni, c'è Vinicius, Alemao chiama in avanti ancora tutta l'Aniene. 3 minuti e 44 da giocare nel primo tempo. Break dell'Arzignano, Amoroso. Subito la velocità di Anas. Anas uno dei migliori in campo fin qui. Beh, il giocatore che fa la differenza col dribbling, attenzione. Va anche alla conclusione. Poi chiede scusa a Medici, Medici era basso, questa era una sorta di suggerimento, un assist sull'altro palo, ma Medici era basso, non poteva sdoppiarsi, non poteva arrivare. No, ma adesso ha ripreso un po' il possesso della partita, la Niena, attenzione, questi errori davanti alla porta. Alemao, Anas, Medici, Alemao, Medici, lo scarico di Taloni, Alemao, Anas, le finte su Rafa, prova a sfondare sulla destra, bravo però in copertura il numero 10 dell'Arzignano. Commette fallo però, in partenza c'era fallo, vedi, lo trattiene, poi dopo mette il corpo avanti e poi fa fallo a Nas, ma l'arbitro ha visto bene il primo fallo Speso bene. Tanto Taloni sul fondo, Aniene che prova a fare il gioco ma si rimane sullo 0-0. Alla fine è più pericoloso l'Arzignano quando riparte. Vediamo però, perché il confronto l'avevamo detto e siamo stati bravi a dirlo, partita molto equilibrata. Partita, abbiamo già detto questa cosa, adesso chiede time out l'Aniene. E noi però andiamo ad ascoltare le parole di Fabian Lopez perché siamo curiosi di sentire cosa dirà l'allenatore dell'Arzignano. Noi stiamo con problema para uscire. No facciamo possesso palla, non possiamo passare la palla alla prima linea di passaggio, sempre è difficile, non possiamo uscire per saltare la prima linea. Allora dobbiamo metternos così,
in 4 e facciamo tutto il tempo il circolo, ossia che queste tocca la palla qua, fa così, così e torna di qua. Queste rientra, fa le stesse, queste parte, rientra queste li gioca la palla, fa così e rientra di questa parte. Ossia che facciamo un circolo a qua e un circolo a qua. 2 circolano di questa parte e 2 di questa parte. La palla si muove solo a qua, teniamo la palla noi. Quando empezamos a meterlo a loro in linea, che loro viene fuori e l'ultimo se pone in linea, ahí cerchiamo di imbucare la palla all'espazio, va bene? Attento. Quando c'è Silvio Fabri qua, questo qua taglia senza palla, taglia per vedere cosa fai questo, se fai cambio, se non fai. Sì, attento ora la palla ferma, guardiamo la palla. Guardiamo la palla. Sì, è vero che ha difficoltà in uscita l'Arzignano, però è una squadra che quando c'è Simi dentro è completamente diversa, c'ha profondità e tutto quanto. Adesso ha ripreso il possesso l'Aniene, mancano 2,49, sta la partita fino a questo momento bloccata. Attenzione a Tim. Seguiamo Tim, lui con la conclusione col destro, la grande risposta di Pozzi, mentre Tim torna tra i pali. Sì, però la difesa deve accorgersi di quello che succede alle spalle. Attenzione. Seguiamo anche Schinina col suo sinistro, Pozzi attento sul primo palo, lo stesso Pozzi dice ai compagni però di subire meno questa pressione dell'Aniene. Ancora Amoroso, palla fuori, Aniene che rimane in possesso, da giocare 2 minuti e 40 nel corso della prima frazione di gioco, 0-0 quindi tra le due formazioni in questo anticipo della giornata del campionato di calcio A5, con Taloni che impegna ancora Pozzi. Marzio, break di Schinina, poi Rafa da solo, mezzo a 2. Sul pallone sembrava in vantaggio Anas, ammonito, fallo quindi del giocatore dell'Aniene. Andiamo a rivedere. Non sono convinto, Neanche secondo me io. ha preso il pallone. Infatti voglio rivedere, sembrava in vantaggio. Andiamo a rivedere. Palla Parte persa. Rafa e questo è Anas che recupera, vedete quanti metri, e tocca il pallone. Tocca nettamente il pallone. Vediamo, lo sposta. forse meglio da qua, vediamo. Sì, L'ha toccato il pallone. Ha spostato il pallone e ha messo il fallo laterale. sì, però diciamo che queste scivolate laterali spesso vengono fischiate dagli arbitri. Io direi calciatori. vengono fraintese. Ma non è la regola è un po' diversa rispetto al calcio. Certo, dobbiamo spiegarlo per chi è a casa. Regole diverse, però rimane il fatto che qui il giocatore dell'Aniene era in vantaggio. Sì, ha preso il pallone indubbiamente, però spesso magari viene fischiato questo calcio di punizione. Non ci vedo niente di particolarmente strano. Attenzione, qui si stanno accordando per il calcio di punizione, vediamo che Simi succede. lascia l'incombenza ad Amoroso. Amoroso Che tira. chiamato alla battuta diretta molto probabilmente, tanto è vero che Tim sta richiamando alla massima attenzione la sua barriera. Vediamo un Taloni piuttosto nervoso davanti alla posizione di Sanna, poi Amoroso va a controllare, vedete personalmente che l'inserviente sul terreno, sul parquet, Ancora accordi Colisca. tra Simi e Rafa. È Vinicius che ha dettato la giocata. Vediamo, io Amoroso lo conosco un pochino, calcia perché lui c'ha Sì, proprio... anche perché c'è lo spazio c'è. Adesso arriverà Tim, vediamo se si mette a livello della barriera o si mette tra i pali. Lo spazio c'è, in questo momento c'è. Guarda i giocatori di esperienza, Simi da una parte, alle mani all'altra che danno consigli ai compagni. Ecco Tim che cerca di chiudere gli spazi, vediamo Amoroso però non fa certo una bella figura con questo pallone calciato senza precisione. Ma lui quando vede la porta è così. Taloni, Anas, Sanna, bravo Vinicius che è andato a chiudere il numero 3 dell'Aniene. Amoroso, seguiamo Simi, scarico per Vinicius, prepara il destro, riparte Sanna, perso da Rafa, bravo Vinicius in chiusura, si esalta,
ma Sanna aveva libero talloni sulla sinistra. Ma ha chiuso bene la diagonale di passaggio, però è un errore andare a calciare a campo aperto. Sai, se c'era ribattuta la squadra avversaria parte in superiorità numerica, questo è un errore clamoroso. Poi ha recuperato, però. Anas scarica per talloni, rimessa laterale Aniene, 1 minuto e 41 secondi da giocare nel primo tempo, si rimane sempre sullo 0-0, non ci siamo annoiati nonostante lo 0-0, partita che ci ha detto di due formazioni piuttosto nervose, non poteva essere altrimenti, classifica alla mano, è un confronto diretto in chiave salvezza. Bella figura dell'Aniene fuori casa sicuramente, ma l'Arzignano quando attacca sembra più propositivo, soprattutto in fase di partenza. Arzignano che deve rinunciare a Caio Giapa, che è un giocatore sicuramente di categoria, che si è fatto male, è uno degli acquisti, attenzione. Seguiamo team e poi Sanna. Pozzi non si fa sorprendere e cerca subito Simi, ancora una volta Simi parla con il compagno e dice più basso questo pallone. Non posso certo arrampicarmi e qui permettetemi la battuta alla Cristiano Ronaldo. Sanna, Pilloni, palla fuori con Anas che non può far nulla, sta calando un po' la tensione in Casaniere, c'è meno concentrazione in questo momento. Seguiamoli. Arzignano ha capito il momento e prova a spingere di più, non trovano Simi, Sanna lo scarico all'indietro, poi Pilloni, Anas, Aniene che viene fuori bene da una situazione non facile, ancora Pilloni con Schini in A, buono il pallone per Sanna, ma ancora una volta è stato molto bravo Pozzi. Pozzi sicuramente tra i migliori stasera sul parquet. Sì, grande intuizione qui di Schienale, è schierata malissimo la difesa dell'Arzignano, ha visto Sanna sul secondo palo che ha tentato di giustezza di mettere il pallone dentro. Anas e ancora Pozzi, riparte Amoroso. Vinicius alle prese con Anas, toccato da Schinina e quindi vedremo il calcio piazzato a 19 secondi, 18 per la precisione dall'epilogo della prima frazione, andiamo a rivedere, eccolo, fallo netto, punizione a favore dell'Arzignano. È un'azione pericolosa perché c'era Amoroso sul secondo palo, adesso vediamo se calcia. Anche in questo caso hanno speso bene il fallo. Vediamo se calcia Vinicius oppure calcia Simi. Sta parlando con Simi, largo Rafa, davanti Amoroso, vediamo come usufruiranno di questo calcio piazzato. Aniene costretta a difendere in questi ultimi secondi del primo tempo. Vediamo Vinicius, c'è Simi, battuta diretta, pronto team, Simi al recupero, poi arriva nuova conclusione, 2 per Vinicius e l'ultima è quella di Amoroso. Timidi applausi del Palatezze. Ancora palla lunga, attenzione. Si lamenta Pozzi per un contatto con Sanna. E qui ci poteva stare il fallo perché secondo me lo ha disturbato Sanna. Ultima azione per l'Aniene. Seguiamola. Pilloni, subito alla conclusione, guadagna il fallo laterale. 6 secondi. Eccolo Pilloni, lo scarico per Alemao. Pozzi. Finisce 0-0 il primo tempo tra Arzignano e Aniene. Dobbiamo dire di un primo tempo che ci è piaciuto, nonostante non ci siano stati gol. Due formazioni che del resto lo dicono i numeri, soprattutto l'Arzignano fa molta fatica ad avvicinare le porte avversarie, ma invece subiscono troppe reti. Stasera non è così, vincono quindi le difese per una volta. Dobbiamo dire di un buon inizio da parte dell'Aniene, poi però ha cercato di prendere il sopravvento l'Arzignano. Ma è stata una partita molto equilibrata, a tratti hanno avuto la meglio ma nessuno ha avuto grandi occasioni. Forse la migliore occasione è stata quella di Amoroso che ha messo il pallone alto, ma insomma un paio di situazioni per l'Aniene. Io credo che il risultato più giusto sia 0-0.
dobbiamo dire che cambia completamente l'Arzignano quando c'è Semi in campo. 0-0 quindi alla fine del primo tempo tra Arzignano e Daniele in questo anticipo della giornata del campionato di calcio 5. Subito linea a Roma per un breve stacco pubblicitario, noi ci risentiremo per le interviste tra il primo e il secondo tempo e naturalmente per la ripresa. Di nuovo in diretta dal Palatezze di Arzignano, primo tempo 0-0 tra Arzignano e Daniele, mentre Massimo Rocconi se la ride qui a fianco a me perché continuiamo ad avere qualche piccolo problema, piccolo, e uso un eufemismo di natura tecnica, ma al di là di questo devo dire di un primo tempo che ci è piaciuto, no? Tra Daniele e Arzignano che rimangono sullo 0-0 e due formazioni che provano sia a superarsi ma con delle tattiche differenti. Attacca di più Aniene che concede delle ripartenze all'Arzignano, Arzignano che va sempre su Simi debuttante nel campionato italiano quest'anno, ma ha giocato anche l'anno scorso col Meldheim, poi è stato col Perugia, poi è andato in Spagna, quest'anno, nazionale brasiliano, giocatore di classe immensa, un po' vecchiotto diciamo, tra 42. virgolette, però ancora valido dal punto di vista fisico. L'abbiamo visto come cambia la squadra con lui in campo. Errori in uscita da parte dell'Arzignano, soprattutto Marzio ha fatto 2 o 3 errori che hanno consentito all'Aniene di avere la meglio nei primi minuti del primo tempo e di sfiorare il gol. Credo insomma, siano 2 squadre impaurite dalla classifica ed è anche normale, e sanno che oggi si giocano tanto. Questa partita può essere sbloccata magari nella palla inattiva da un'invenzione, da una giocata di Anas, da una giocata di Massimo, Amoroso. guarda, stiamo vedendo dei ragazzini che giocano, no? Settore giovanile. Allora la domanda che devo fare è spontanea: perché vediamo così pochi giovani in Serie A? Perché gli allenatori hanno paura, però poi dopo li cacciano ed è normale, insomma. Abbiamo visto tanti. Il futuro sono i giovani. Ma il futuro sono i giovani, ci sono tanti italiani molto bravi, anche in A2, ma anche in Serie A. Oggi parlavo col commissario di campo che è venuto qui con me e mi diceva quanto è bravo Ugherani. Io ho detto, beh, è nazionale, non è che... ci sono giocatori interessanti. Vediamo gli highlights del primo tempo, che forse riusciamo a vederli, e poi fra poco forse avremo anche un intervistato. Seguiamo gli highlights, vedete questa è Villalba, dicevamo di un confronto molto equilibrato, si rimane sullo 0-0. Abbiamo tra poco un intervistato con noi, quindi fra poco abbiamo novità per parlare di questo calcio a 5. Vi stiamo vedendo ancora delle conclusioni, il risultato che rimane sullo 0-0.
ci provano quelli di casa da una parte, dall'altra, però dicevamo di atteggiamenti diversi, perché Arzignano è più pericoloso con le ripartenze, mentre dall'altra parte abbiamo visto che invece l'Arzignano, soprattutto nel finale, qui stiamo rivedendo alcune azioni importanti, soprattutto con Amoroso, ha provato a sfondare e non ha trovato la porta avversaria in più circostanze. Abbiamo visto un'altra conclusione di Amoroso, ne vedremo delle altre. Qui invece bravissimo in fase di chiusura Vinicius su uno dei migliori in campo, Anas. Anas qui ha fatto una grandissima azione, salvataggio sulla linea di Era porta, Amoroso. bellissimo. Comunque aspettiamo di vedere un gran secondo tempo. Io penso che le squadre proveranno a vincerla. Sarà importante anche capire chi viene qui per vincere la partita, se soprattutto il risultato rimarrà questo negli ultimi minuti, chi vorrà magari rischiare il portiere in movimento. Andiamo ancora a Roma per un breve stacco pubblicitario, ci risentiremo tra poco. Questi. A te che piace fare i pronostici, no? Secondo te cambierà la velocità in questo secondo tempo? Dipende se una delle due squadre segnerà, tutto là, perché il problema sarà quello. Io per esempio ti dico dal punto di vista dell'Aniene, se vuoi tentare di vincere la partita devi giocare con Villalba e Anas laterali, però perdi un po' di equilibrio difensivo e con Sanna davanti magari puoi far male molto di più. Seguiamola. Avvio di secondo tempo, prima circolazione di palla dell'Arzignano, pronto Rafa, segue Marzio, c'è Amoroso, subito profondità per Rafa e al primo vero tentativo dopo 12 secondi del secondo tempo l'Arzignano è già in vantaggio. Grandissima, bellissima giocata da parte di Amoroso, che ha messo la palla nello spazio e qui si è fatta anticipare. Marzio, Mazzoni si è fatta anticipare. subito il suggerimento, vedete davanti di Amoroso, Rafa bravissimo, Aniene colpevolmente assente. Sì, 3 oltre la linea della palla, bravo, bisogna dire bravo a Amoroso che ha messo una palla deliziosa. Lì Mazzoni deve influire di più dal punto di vista difensivo, è un'azione pericolosa, magari deve toccare, spostare il giocatore, invece l'ha fatto calciare con troppa facilità. Siamo contenti che sia cambiato il risultato, perché adesso speriamo di poter vedere una partita più viva, una partita più veloce, dove l'Aniene non può più giocare a ritmi bassi, deve alzarli, deve subito cercare, vedere come in questa circostanza la porta avversaria. Ci ha provato Villalba. E adesso Aniene spingerà e vediamo il comportamento dell'Arzignano, che non deve pensare di aver vinto la partita, altrimenti può subire veramente una delusione cosciente. Deve continuare a giocare se vuole portare a casa questo risultato. Mazzoni all'indietro per Schinina, che prova ad innescare sulla sinistra i suoi. C'è Sanna, si accentra, nuovo break di Rafa. Rafa sta facendo la differenza in questi primi secondi della ripresa. Avete visto ancora Rafa sfruttare le sue capacità e cercare di innescare in rapidità Amoroso. Sì, anche qui bene, palla nello spazio, Amoroso però non ha controllato perfettamente e ha consentito poi a Schinina di mettere la palla in angolo. Marzio, Vinicius, Pozzi, uscita di team, rimessa laterale a favore dell'Arzignano, in difficoltà l'Aniene in questo avvio di ripresa. Beh, soprattutto per via della rete di Rafa è stato fondamentale. Marzio ci riprova, Vinicius, Mazzoni deve far ripartire l'Aniene, il pallone messo fuori da Vinicius, che poi si arrabbia perché avrebbe voluto invece controllarlo in un'altra maniera. Sanna, Quello è un mismatch, quello tra Villalba e Marzio, attenzione. eccolo Villalba, alle prese proprio con Marzio, le sue finte, arriva anche il sinistro che viene deviato in angolo. Si riprende così sull'1-0 a favore dell'Arzignano, decide il gol in avvio di ripresa di Rafa dopo 12 secondi.
risultato molto importante in chiave salvezza, qualunque esso sia, ma in questo caso porterebbe l'Arzignano a quota 9 in classifica, con l'Aniene ferma a 5. Villalba, palla alta, È l'uomo più pericoloso, lui e Anas sono i giocatori più pericolosi dell'Aniene. L'arbitro comincia a contare. Ricordiamoci che il portiere ha 4 secondi per spossessarsi del pallone. Pozzi, Marzio, Vinicius, prova a farsi vedere Rafa, c'è la pressione adesso alta da parte dell'Aniene, Aniene che guadagna un buon angolo da sinistra, c'è Villalba che chiama lo schema 3, vediamolo, Palla sopra per Sanna probabilmente, no? mette fuori Marzio, suggerimenti di Fabian Lopez sulla panchina dell'Arzignano, sta cercando di far capire ai suoi che certo non possono chiudersi dietro, ma che devono subito ripartire e guadagnare metri. E quello sarebbe un gravissimo errore. Bravo Vinicius, qui sporca il pallone di Schinina. Si è fatto arrivare troppo l'uomo addosso e poi Vinicius con esperienza ha sporcato il pallone. Tanto Vinicius, scarico all'indietro, pallone poi in avanti per Rafa, Vinicius, Marzio, profondità, Amoroso, 3 su di lui, scarica per Marzio, Vinicius, seguiamo il pressing alto da parte dell'Aniene, porta frutti perché Sanna torna in possesso e qui va vicino al pareggio l'Aniene. Inconcepibile questo atteggiamento difensivo dell'Arzignano. Attenzione, Nuova iniziativa, quella di Mazzoni, l'uscita di Pozzi, riparte Rafa, poi c'è la velocità di Amoroso, campo aperto e Amoroso calcia male, poi se la prende anche con Villalba, lo scalcia leggermente, un po' di no, ma qui doveva avanzare, ha calciato troppo lontano, ha avuto paura del rientro e ha affrettato la giocata, ma c'era spazio. Schinina per Villalba, all'1 contro 1 con Rafa, prova ad accentrarsi, è partito Rafa, c'è Vinicius a sinistra, seguiamo e qui si arrabbia giustamente Vinicius perché in caso di assist sulla sinistra avrebbe avuto un'autostrada davanti. Sì, ma Mazzoni è stato bravo in questa occasione perché ha chiuso anche lui la diagonale di passaggio e lì è stato costretto a calciare poi Rafa. Vedi? Ecco, perfettamente qui si è visto bene la chiusura della diagonale. Vedete come si arrabbi però Vinicius, perché avrebbe avuto magari un altro tipo di soluzione da parte del compagno. E Marzio bravo con la finta su Sanna, mette in moto Pozzi e Pozzi spreca come abbiamo appena visto. Piedi non delicatissimi. No, giocati 3 minuti che ci dicono di un Arzignano adesso avanti 1-0 sull'Aniene, gol di Rafa dopo 12 secondi della ripresa e Aniene che deve fare gioco, deve cercare di proporre qualcosa di diverso. Mazzoni, Sanna, Villalba, c'è Schinina che chiama palla sulla destra. Eccolo servito il numero 8, Villalba, Mazzoni, palla sul destro, chiusura di Vinicius, in fallo laterale. Soffre adesso l'Arzignano, si sta schiacciando troppo davanti alla sua porta. Forse sarebbe il momento Di qualche buono. cambio. Sì, probabilmente proprio Simi per dare un po' di freschezza all'attacco e far respirare la squadra. Sì, perché si nota che non è simpatico certo fare nomi e cognomi, ma si nota che quando entrano sul parquet alcuni giocatori nell'Arzignano l'Aniene prenda subito più campo. E adesso si sta scaldando e probabilmente tra poco vedremo quindi nuove soluzioni perché sta per entrare anche Claro in casa. Vedi la palla Arzignano. buttata avanti, non c'è nessuno che dà profondità. Adesso fuori. Pronto Claro, esce Amoroso, piuttosto stanco il numero 9. Ma- Mentre c'è Anas, largo a destra nell'Aniene. Anas è un giocatore importante. Ecco, questa è la situazione per me ideale. Anas da una parte e Villalba dall'altra, dietro Alemao. Alemao e davanti Sanna. Seguiamola allora. Seguiamo questa Aniene proposta adesso da Micheli. C'è Anas, prova ad accentrarsi, non trova il contatto Vinicius, prosegue l'azione, c'è Sanna, lo stesso Vinicius però copre bene.
Vinicius sta dando tanta qualità ai padroni di casa. Buttata. Non è la prima volta che Pozzi spreca però il possesso palla Arzignano. Sì, ha troppa paura, troppa fretta, poi dall'altro non si smarca nessun compagno. Anas, Sanna, ancora Anas in posizione di pivot, chiusura di Rafa, riparte o prova a farlo ma Villalba ha preso il tempo a Marzio. Marzio molto statico, non salta l'uomo Rafa. Bravo qua, bravissima Alemao come fase difensiva, sarebbe stata un'azione pericolosissima per l'Arzignano. Entrato Simi. Simi sta giocando da ultimo, ecco adesso finalmente prende campo, prova a farsi vedere in posizione più avanzata magari da pivot, retrocede, Marzio e Villalba come dicevi un mix match, ma devo dire anche di una Aniene che sta crescendo in questa fase alla ricerca del pareggio. E qui ci prova Anas a sfondare. Attenzione a Rafa. Arriva Claro sulla sinistra, servito, l'uscita di Tim, molto bravo Tim. Troppo tardi il passaggio di Rafa, doveva darla prima, non ha avuto possibilità, Claro. Bravo. Bravissimo Anas, ancora una volta in anticipo. E poi arriva anche la sua puntata sul fondo. Un po' troppo egoista quando si tratta di concludere, bravo nell'impostazione, male nelle conclusioni. Si rimane sull'1-0, però vedete che c'è la reazione dell'Aniene. E l'Arzignano deve far bene a tenerne conto. Claro, Marzio, sprecato il pallone, troppo esterno per Simi, impassibile il numero 23, nonostante sia andato su un pallone praticamente non addomesticabile. Beh, ma è un giocatore che ha un'esperienza impressionante, per cui sa perfettamente quello che deve fare e com'è il momento della partita. Qui non si capiscono. Possesso palla Arzignano mentre ci sono forze fresche sul parquet, in particolare c'è Molaro con la maglia numero 30. Seguiamo la rimessa laterale affidata a Claro, molto largo Marzio, davanti c'è Simi, si va da Pozzi. Ancora una volta Pozzi spreca il possesso palla. Simi si arrabbia perché aveva fatto il contromovimento ed era liberissimo, bastava servire il pallone basso. Anas. Bravo Pozzi stavolta. Poi il pallone messo fuori da Molaro. Ogni volta che attacca Anas mette paura all'Arzignano. Perché non è che sono difensori. Marzio è un gran difensore, ma insomma, adesso non ha più la velocità che aveva prima. Mentre sì, attenzione, guarda che è una sfilata al Anas pallone. per Villalba, prova a sfondare, Villalba subito marcato, Villalba scarica per Alemao. Prosegue l'iniziativa, si va sulla sinistra da Taloni, ancora Aniene a comandare il gioco, con Alemao e Anas. Anas ha di fronte Molaro, allarga per Villalba, le finte di Villalba, scarico per Anas, e poi il passaggio, si può dire, di Anas per Pozzi. Riparte l'Arzignano con Molaro che arriva anche alla conclusione potente, e qui l'Arzignano sfiora il raddoppio. Grande giocata qui. Ha rotto il raddoppio e gli è entrato con l'esterno adesso, poi poteva anche servire Simi, invece ha preferito calciare, la palla ha sfilato il palo di pochissimo. Guarda che Alemao, ottima giocata la sua, chiusura però provvidenziale da parte di Claro, e poi Schinina si ancora arrabbia per Alemao. giustamente perché c'era fallo su di lui. Da giocare 13 minuti e spiccioli, 1-0 Arzignano nel secondo tempo dell'anticipo della Serie A di calcio a 5 sull'Aniene, un Aniene che però sta giocando alla pari quantomeno con i padroni di casa, Aniene che non ha trovato alcun gol fin qui, e questa è l'esperienza di Simi. Ha portato via il pallone ad Anas, fa ripartire i suoi, Marzio ha un controllo difettoso, riesce però poi ad avere la meglio su Taloni, guadagna la rimessa e va a prendere fiato in panchina. Sì, Rientra cambio, Vinicius. giusto, 7 minuti e mezzo sono passati, ha trovato il vantaggio l'Arzignano, adesso la gestione deve essere una gestione oculata. Claro. Simi.
Ancora Simi. Claro. È partito Simi, attenzione, Simi. Intervento di Tim, arriva sotto misura Claro, ancora Tim. Salva in qualche modo 2 volte il portiere dell'Aniene. Molto bravo nel temporeggiare e nel salvare. Tra poco lo rivedremo, lo chiamiamo la nostra regista Edi Saia. Andremo a rivedere il doppio salvataggio di Tim. Ennesimo pallone buttato da Pozzi. Ecco, Vediamo, qui bravo, molto bravo a temporeggiare Tim, perde di vista bravo il su pallone. Simi, Bravo. ma qui. bravo anche sull'attacco successivo di Claro. Sì, poi questa seconda palla nessuno è riuscito ad approfittarne. Simi aveva spostato il pallone, è stato bravo Tim a temporeggiare. Lui sì, ma il resto della squadra Lo so, lo hanno lasciato solo. detto, hanno avuto occasione enorme perché sulla seconda palla la palla è rimasta lì vaga dentro l'area di rigore e nessuno è riuscito a dargli un colpo per metterla dentro. Eccolo Tim. Parla con Alemao, lo serve. Riparte Taloni sulla sinistra. Aniene a fare gioco. È riuscito Simi intanto. Forse non ha grande condizione fisica, non lo so. È molto probabile. È al debutto stagionale in A con la maglia dell'Arzignano. Però è un giocatore che è troppo importante. Ma l'abbiamo visto, stasera ha dato e profondità. forse giustamente lo tiene per i minuti decisivi. Vinicius all'indietro. Altro giocatore che ha giocato molto bene. Sì, però vedi anche qui, no? Un giocatore dell'esperienza sua non deve buttare via il pallone, deve gestirlo. È chiaro che non devi rischiare più di tanto, però così non Intanto fa gestisce riprendere il fiato anche alla squadra perché sembrano già in difficoltà quelli sul parquet. sono pochi, eccolo qui, un'azione molto simile. Schininà fa ripartire involontariamente Amoroso, poi bravo però Schininà nel recupero, pronto quindi Alemao. Sanna, guadagna metri, c'è Schininà sulla destra, Sanna in posizione pivot, non c'è fallo di Molaro, sì c'è fallo, visto in una frazione di secondo successiva, andiamo a rivedere, attenzione. Bah, insomma, prende la palla per Discutibile. pure ci può stare. È una situazione simile a quella che abbiamo visto nel primo tempo. Ci può stare. Certo, si era involato Molaro. Ha fatto male Schina. Eh sì, è caduto male sul parquet. È caduto molto male. Questo intanto è Mauro Micheli sulla panchina dell'Aniene, piuttosto preoccupato. E con questo risultato l'Arzignano si allontanerebbe. Ricordiamo la classifica con l'Arzignano momentaneamente a 6 prima di questo confronto, Aniene a 5. Chiaramente questo risultato porterebbe l'Arzignano a 9. L'Aniene rimarrebbe ultimo a 5. Tra l'altro segnalo è l'unica squadra di Serie A ancora senza successi. 11 minuti da giocare, inservienti pronti sul parquet, si asciuga il parquet, c'è Anas con la maglia numero 3 per l'Aniene in campo, è uscito Schininà dolorante per quel colpo subito, o meglio per quella caduta rovinosa sul parquet di poco fa, e seguiamo Anas con Alemao, Taloni, Anas prova a saltare Claro, c'è anche Rafa sulla sua strada. Sì, qui troppo lontana la porta per fare quel tipo di dribbling. Claro, scarico all'indietro, poi si cerca Amoroso sulla sinistra. Bel gioco, se ne è visto pochino, diciamo tanto agonismo, tanta difesa. Alemao, Fantastico stop di suola della fotografa. sì, è brava evidentemente, è venuta a scuola calcio dall'Arzignano. Seguiamo Alemao. Ancora Anas, palla poi messa fuori. Da giocare 10 minuti e 25 secondi in questa ripresa. Arzignano che rimane avanti 1-0 sull'Aniene nell'anticipo del campionato di calcio a 5. Poi vedremo tutto il programma della giornata.
Tanto Anas ha messo fuori il pallone, break il suo non perfezionato. Sì, buon anticipo, però non ha controllato il pallone. Amoroso, Vedi la finta di Sanna. La differenza quando c'è Simi non si fa mai anticipare. Anas, Sanna, bravo Rafa, riparte sulla destra il numero 10. Vinicius, ancora Rafa, sta facendo lui la differenza, è suo il gol dopo 12 secondi della ripresa. Parte molto bene Sanna sulla sinistra grazie ad Anas e poi chiude Vinicius in angolo. Bravo Anas ancora una volta a far ripartire la Niene. Bravo, qui Sanna però poteva vedere che Vinicius stava scivolando, poteva rientrare e fare un 2 contro 0. Andiamo a rivedere. Eccolo qua, guarda. Questo è Sanna. Puoi fintare qui e rientrare. Sanna che ha cercato subito Anas dal numero 3 era partita l'azione. Anas per Sanna, Sanna poi bene sulla sinistra, successivo suggerimento centrale con Anas chiuso da Vinicius. E qui c'è Sanna, subito la battuta per il pareggio della Niene, ha preparato molto bene il tiro al volo di destro, colpevole l'Arzignano che si è disinteressato dell'avanzata del giocatore della Niene. 1-1, quindi a 9 minuti e 37 secondi dalla fine della partita. Bene, perché fa il movimento Mazzoni di andare a tirare col sinistro, apre la difesa, a quel punto Alemao è bravissimo, gliela mette lì col contagiri, col piatto qua si è fatto un po' sorprendere, era già seduto Pozzi, ma era evidente che non poteva reggere tutto il tempo così con questo è un solo gol difesa. importante, un gol molto importante, riapre tutti i giochi, costringe l'Arzignano a cambiare completamente atteggiamento e vedere invece la Niene ci spera, ci crede, perché sa che la partita è apertissima e alla Niene mancava solo il gol, adesso l'ha trovato e vedremo tutta un'altra partita in questo finale con le due formazioni che proveranno a superarsi. Si è fatto male Sanna, si è fermato subito Vinicius e ritorniamo al discorso del massimo fair play, sottolineiamo sempre questi tipi di aspetti, ci fa piacere. Sanna fuori, Villalba restituisce il pallone, gli applausi e palatezze di Arzignano, la sportività delle due squadre. Dovessero perdere Sanna sarebbe Quanti palloni ha buttato Pozzi? saremo almeno al sesto. Tanto Anas, palla sul sinistro, sulla sinistra dove non sfonda Villalba, ancora Anas, Schinina, prova a farsi vedere Mazzoni in posizione centrale, eccolo Mazzoni, chiusura di Vinicius. Credo che in questo momento l'Arzignano fa bene a difendere perché ha preso parecchio campo la Niene e Arzignano è calato vistosamente dopo il vantaggio. Anas, Molto bravo, ancora qui finta la rotazione del corpo, poi Vinicius fa veramente attenzione, chiusura di Claro su Schinina. e questo è quello che dovevano fare anche prima, uscire con più reattività, invece sono rimasti bloccati, hanno consentito a Sanna di calciare facilmente a rete. Mazzoni, Anas, le sue finte, si accentra, non c'è fallo di Amoroso, poi Amoroso prova a salire, Villalba scarica su Tim, passaggio di Tim al collega Pozzi, Rientra Marzio, è entrato Marzio, sì, Marzio che ha grande esperienza sicuramente ma che rallenta il gioco dell'Arzignano, qui non arriva sul passaggio dei compagni, attenzione ad Anas, Villalba, esterno della rete, la Niene è molto più fresca, è il momento di rimettere dentro Simi. Amoroso, secondo me deve anche fare in fretta, Marzio, e parliamo di Fabian Lopez. Si lamenta Marzio di questa spinta, perde l'equilibrio. Sul pallone c'è Rafa, ecco che arriva il pallone sul parquet. Ecco, vediamo Stiamo la rivedendo. spinta qua. E c'è la spinta. Ed era anche Su dentro Marzio. l'area di rigore, tra l'altro.
Marzio cerca in avanti Amoroso, copertura di Schininà, Team fa ripartire Villalba sulla sinistra, se c'entra Mazzoni, davanti c'è Sanna, eccolo, Sanna porta il pallone sul destro, bravo Marzio a chiudere, Ci ha ripensato con Simi, se gli seduto. Mazzoni, Schininà e Sanna, completamente recuperato Sanna, Villalba, Mazzoni, 2 su di lui, Mazzoni ancora, palla sull'esterno della rete, può ripartire Pozzi, vediamo, stavolta Pozzi non rischia, non spreca il pallone, in banca su Marzio, ha cercato Rafa, attenzione a Rafa, bravo nel break, subito Villalba nuovamente in possesso, 2 contro 1. Villalba ancora, c'è Rafa in copertura, visto il fallo del numero 10 che sarà anche ammonito, punizione Aniene, posizione interessante e situazione falli che cambia, andiamo a rivedere, Villalba con la sua velocità, chiusura con fallo da parte di Rafa, Sì, tutte palle sporche. Qui è stato... Sì, c'era la spinta. netta sì, ammonizione giusta. Attenzione che Sanna calcia bene. C'è anche C'è Schininà anche qua. Schininà sulla destra, Alemao prova a farsi vedere sulla sinistra ma soprattutto chiama l'attenzione ai compagni, sta parlando con Villalba. Vediamo Sanna. Sanna adesso parla con Alemao. Vediamo, perché sembra Alemao. Sarà lui a far partire il pallone. Vediamo. Alemao, largo Schininà a destra, Sanna a sinistra, davanti c'è Villalba. Ha parecchie possibilità Alemao, potrebbe andare anche alla battuta diretta. Ma io penso forse un passaggio per Sanna o per Schininà, vediamo. Sì, perché sono molto larghi, soprattutto Sanna, vediamo. Pallone invece diretto, prova a sorprendere Pozzi. Sì, Pozzi che si lamentava della barriera, che chiamava sinistra-sinistra, probabilmente Alemao aveva visto lo spiraglio giusto. Ci ha provato Schininà. In piedi di nuovo Simi. Pronto Simi a rientrare sul parquet. Pozzi, 6,40. Pozzi, la profondità per Amoroso, pallone messo fuori da Alemao. Vicino alla nostra postazione c'è Vinicius, seguiamolo a questa rimessa laterale, palla sul molto esperto, lo definirei così, Marzio. Eccolo Marzio, pallone verso Rafa, possesso Aniene. Alemao. Sta giocando meglio Aniene adesso. Ma io direi che anche nel corso delle prime fasi della prima frazione. No, è troppo rinunciataglia l'Arzignano. Arzignano prova solo delle ripartenze rapide. E tra l'altro adesso ha fuori anche Simi. Ripartono con Rafa. La rimessa è dell'Arzignano. Protesta Sanna. Rafa. Marzio. Amoroso. Vinicius. Marzio. Pozzi. Solito pallone sprecato da Non ne ha parte preso. dell'estremo difensore, non è la prima volta. No, tra l'altro c'era lanci non precisi. Vinicius completamente libero. Attenzione qua. Attenzione ad Anas con la sua velocità. Anas contro Marzio, poi Schininà. C'è Simi sul parquet. Rafa. Marzio. Vinicius. Ancora Marzio. C'è Anas su di lui. Prova a innervosire il giocatore. Poi visto Simi che allarga subito su Vinicius. Bravo Sanna a fermare l'azione perché stavano arrivando in due. Pronto Simi, ma era pronto anche Rafa. Stanco Vinicius, ha dato tanto, ha fatto un minutaggio molto alto, poi è arrivato da poco anche lui qua, probabilmente non so la condizione fisica, no, il fallo laterale era nettamente per l'Arzignano. Vinicius. Marzio.
Rafa, le finte di Rafa, pallone messo fuori da Schienina davanti alla nostra postazione. Attento in fase difensiva, lo controlla, aspetta il momento in cui Rafa sposta il pallone. E 5 minuti e 13 da giocare. È un pareggio prezioso per le due formazioni. Credo che cercheranno di rischiare il meno possibile. Pallone ancora una volta di Pozzi, sprecato dall'estremo difensore dell'Arzignano. Ok, la differenza è che il team invece imposta l'azione, invece Pozzi butta via solo il pallone. Per cui Schienina, deviazione, non c'è deviazione, meglio, rimessa laterale Arzignano, sul pallone Rafa, prova a tenere basso l'Arzignano, Laniene con il pressing, vediamo, rischia tanto Rafa su Sanna, poi Pozzi non può la toccare, poteva prendere perché la palla l'ha toccata Sanna, ha fatto una... seguiamo Sanna e poi Anas attraversa piena, arriva Schienina e palla fuori, avete visto Anas, andiamola a rivedere ancora, perché guardate la qualità di questo giocatore, eccolo, subito il sinistro potente e anche preciso, bravo anche Pozzi, c'era, si rimane sull'1-1. Sì, Pozzi però ha fatto un errore perché la palla prima la poteva riprendere perché l'aveva toccata Sanna, per cui ricominciava il gioco. Ecco Pozzi finalmente, palla a terra, mette in gioco Simi. Marzio, non trova Rafa, cambi in casa Niene, rientra anche Taloni con la maglia numero 10, Ma questo è un pareggio che per questo momento non- può andare bene. Sì, ma non Campionato credo lungo. che sì, ma queste sono partite da vincere per chi vuole salvarsi. Intanto Anas, palla sull'esterno, Pozzi, Marzio, Vinicius, Simi, bravo Simi tra due avversari, scarico per Marzio, Rafa, rischia Rafa su Taloni, Marzio, Simi e si riprenderà da Tim. 4 minuti e 11 da giocare nella ripresa, 1-1 tra Arzignano e Aniene nell'anticipo del campionato, della partita di campionato della Serie A di calcio a 5, partita in chiave salvezza. Prima di questo confronto Arzignano penultimo a quota 6, Aniene in ultima posizione con 5, Aniene l'unica squadra di Serie A senza successi fin qui. Però per quello che riguarda il secondo tempo penso che sia... Ci sta provando l'Aniene. Sì, attenzione. Anas, palla verso Sanna, Credo che forse meriterebbe qualcosina in più perché l'Arzignano al secondo tempo non ha fatto veramente nulla. Simi, ma si deve anche saper difendere l'Aniene perché la caratteristica dell'Arzignano è una squadra molto torniona, molto esperta, anche anagraficamente piuttosto di età avanzata, e sanno colpire in ripartenza. Una partita difficile, non so se qualcuno dei due proverà a giocare col portiere in movimento negli ultimi istanti di gioco. E quella è una curiosità che tra poco ci chiariranno i due allenatori. È ripartito Rafa, prova ad inseguire Anas, Sanna in chiusura, Amoroso, palla sul destro, bravissimo Taloni in copertura. Bravissimo davvero perché qui ha la calciata botta sicura Amoroso, guarda. Si accentra Amoroso, rinviene Taloni e salva Pozzi. Io direi qualcosa a Pozzi, No, c'è poco da dire. fossi Fabio Lopez ci parlerei un attimo. No, io penso che deve allenarsi un po' con i piedi perché questo è uno sport in cui il portiere deve sapere appoggiare il pallone, non può buttarlo via sempre. Anas, Taloni, palla sul sinistro, Non c'era angolo per andare a cercare la porta da laggiù. seguiamo Amoroso, da giocare 2 minuti e 58 secondi. Mi piace qua che i discorsi, Il pallone ci colpisce in pieno. la chiacchierata tra Simi e Alemao, si parlano in continuazione, si conoscono bene chiaramente, sono due fuori classe, non so che cosa si dicono, però Alemao che o cerca di innervosirlo, Simi mi pare proprio, non lo tratta proprio.
scoraggiato Rafa dall'ennesimo lancio. Attenzione qua, Anas, pallone interessante per Sanna. Sanna ci ha creduto poco stavolta, ha sprecato, palla interessante. ma disattenzione clamorosa. Sei d'accordo su dire che Anas è il migliore in campo? Ma Nas è sicuramente il migliore in campo, anche se non ha inciso per quello che ha dato. Incredibile. Bravo Simi. Poi parte ancora Anas. Simi in copertura. Attenzione a Taloni. Taloni, palla sul sinistro. Un passaggio per Pozzi. Amoroso. Rimessa laterale Aniene, giustamente. Giustamente, Sì. nessuno l'ha Perché toccato. Simi chiedeva invece. Ci provo, time out, vediamo che succede. Io sentirei cosa ci dice Micheli sulla panchina dell'Aniene. Sta chiamando la squadra. Sentiamo le sue parole. Vediamo se già mette il portiere. Mettiamo il quinto. Mettiamo il quinto, ok? Te fai questo. I cambi li facciamo quando ci sta tempo, quando ci sta modo, con tutta tranquillità. Il portiere è Rafa, che è questo qui, ok? Su in alto ci gioca sempre Edu. La catena da quest'altro lato è, qua c'è sta Lillo. Su in alto qua inizia Vinicius Mazzoni, ok? Non voglio palla forzata. Ricordiamoci, premiamo il lato, se c'è il lato è obbligatoria palla in fondo, e la prima che di solito diciamo che la imbuchiamo, non la forziamo la prima, ok? Attento, che Ciccio, sta qua? veloce, Dio. Che sta qua? Edu, attento, cammini per saltare e passi. Salta. Ciccio, anda Ciccio. Vai Ciccio. Oh, Villalba e Mazzoni, fallo davanti, che Anas è ammonito, non può fare fallo, glielo spieghi a Mazzoni, Villalba. Posso dire che mi è piaciuto questo Beh, timeout tanto importante. denota coraggio da parte di Micheli, perché vuol vincere la partita. Anche perché l'Aniene è ultimo, ricordiamoci, servirebbero 3 punti assolutamente. Certo rischia, però vediamo l'atteggiamento È anche tattico. giusto rischiare. Ma sicuro. Sanna portiere di movimento, maglia numero 29, team in panchina. Seguiamo allora come usufruirà di questa superiorità numerica la formazione di fuori casa che attacca qui ad Arzignano. Schieninà. Siamo curiosi anche di vedere la fase difensiva dell'Arzignano. Villalba, Schieninà, Mazzoni. Fallo di Mazzoni che rimane a terra e tocca il pallone con le braccia. Non era stato fischiato, invece calcio piazzato, è stato ammonito. Giocatore dell'Aniene, team già tra i pali, si rischia meno, si ritorna ad una situazione classica. Sì, poi dall'altro qui ha preso la palla con le mani, ha fatto bene, perché non c'è una situazione di falli pericolosa, qui era rischiosissimo, avesse lasciato il pallone probabilmente avrebbero tentato la sortita immediata. Pronto Sanna a rientrare sul parquet ancora da portiere di movimento. Quinto di È movimento. incredibile questa cosa di Pozzi. Stasera da rivedere, molto da rivedere Pozzi, perché in fase di impostazione ha sbagliato il 90% dei palloni giocati e questo sicuramente avrà fatto infuriare Fabian Lopez, anche se devo dire che non lo ha lasciato a vedere. Alemao, Schieninà, seguiamo l'Aniene, Villalba. Aniene molto propositiva, Villalba, palla sul sinistro, poi sul destro Mazzoni. Mazzoni, palla sul destro, fuori. incredibile. Aniene vicino al vantaggio. Grande giocata qui, Mazzoni lo aspettavano tutti sul sinistro, è andato sul destro, ha calciato incrociando, non ha trovato la porta. Bravo qui a frapporre il corpo, poi guarda, finge, va sul destro, calcia a incrociare. Pozzi non ci sarebbe arrivato, probabilmente non trova la porta. Tanto Schieninà ha parlato con Anas che è rientrato sul parquet, gli ha detto praticamente di dare spinta sulla corsia. Vediamo se sarà così. Schieninà centrale, Time out, andiamo Arzignano. sulla panchina dell'Arzignano perché vogliamo sentire anche le parole di Fabian Lopez. Vediamo se mette anche lui il portiere. Ne dubito, posso dirlo? Vediamo. Mettiamo il portiere noi? O state tranquilli così? Marchiamo, se loro mettono il portiere marchiamo noi. Marchiamo? Penso che se marchiamo bene. Va bene, dai. Mia opinione. Va bene, dai. Accorto che Villalba viene in mezzo qua. Sì, no, quello no. Il Sai problema la è che la palla diagonale io non la prendo, Quando loro mettono la palla qua,
Quando la palla va di là, che queste gioca la palla di là, Villalba taglia per andare alla parete dell'1-2 con l'opposto, capito? Il diagonale, io non la prendo di là, non avevo No, capito. no, lui lo che ti sta dicendo, che queste quando gioca la palla taglia, o sea che tu te devi Quello che è chiudere, primo qua, non lascia la palla andare all'ala, perché è difficile per chi è laterale. deve metterte nel mezzo, così, chiudendo la linea di passaggio. Allenatori, giocatori. Sì, no, ma ha detto una cosa giustissima Vinicius. La palla non deve passare lato lato perché va in difficoltà poi giustamente il laterale. Il pivot deve mettersi sulla traiettoria lato lato per evitare che succeda questo. Seguiamo Pozzi, Amoroso, Simi, Vinicius, Amoroso, bene l'Arzignano adesso, Amoroso, Simi, palla sul sinistro, chiuso da Alemao, bene però, sta salendo bene di squadra l'Arzignano ed è una novità per il secondo tempo. Sì, ha giocato male, il secondo tempo si è solo difeso, adesso magari proverà a vincere la partita. Simi, Marzio, Qui non si sono capiti, attenzione se gli entra il portiere. Tim, intanto dalla schinina, colpo di destra di Vinicius, Amoroso, 2 contro 2, Amoroso, palla sul sinistro, Tim, Se grande l'è parata, trovata lì, se l'è ma trovata. grande parata, Ma che giocata Amoroso, che giocatore che è. Portiere, portiere in movimento a 37 secondi dalla fine, rientra Sanna per l'Aniene, Aniene ci prova, Alemao, Sanna, Schinina, Anas, Alemao, Amoroso sulla sua strada e poi Sanna, rimessa laterale Aniene, 17 secondi sono ancora tanti, sono, con calma l'Aniene vuole vincere, vediamo, Alemao prova fino alla fine, colpo di testa di Villalba, Pozzi, colpo di testa dalla laterale di Alemao e Anas gestisce, bravo Anas, Schinina, eccolo Anas, fa tutto da solo, Anas si accentra e finisce così 1-1, risultato giusto tra due formazioni che non sono riuscite a superarsi, due formazioni che però hanno giocato soprattutto all'inizio un confronto dove traspariva questa tensione delle due squadre, le due squadre che sono sul fondo della classifica, l'una a 6 punti è l'Arzignano, l'altra a 5 è l'Aniene, Aniene che prosegue nella sua striscia senza vittorie, è il sesto pareggio, 6 punti per l'Aniene e quindi Aniene che rimane ultima in classifica, però è un brodino, definiamolo così, per entrambe in attesa di tempi migliori. Ricordiamo anche la grande campagna di rafforzamento delle due squadre che sicuramente potrà portare dei frutti. Intanto passano un buon Natale tutti e due, che è già importante, Gli però allenatori mangiano il panettone. mangiano il panettone, ma il problema più grande sarà che queste due squadre devono fare qualcosa in più perché non è un caso che sono in questa classifica e oggi abbiamo visto una partita sotto il profilo tecnico non bellissima, magari agonisticamente valida, però devono fare qualcosa in più se vogliono mantenere la categoria. Cercheremo di avere magari al nostro microfono i due allenatori, vediamo se è possibile parlare fra poco con Micheli da una parte e con Fabio Lopez dall'altra. Devo dire però, dicevamo che entrambe fanno un passettino in avanti, campionato che rimane molto interessante a questo punto. Andiamo a vedere il resto della giornata, che cosa proporrà, perché questo era l'anticipo del campionato di calcio 5, come vedete è finita 1-1 tra Arzignano e Aniene, poi vedremo Meta Catania, questa è molto interessante con il Pesaro, Feldi Eboli, questa partita è importante per la Final 8, Feldi Eboli CMP Cassano, Genova Acqua e Sapone, Lido di Ostia Rieti il derby laziale, Fabian Lopez se ci aspetta ci parleremo un attimo, poi Padova Avellino, Pescara Camedosson, Caos Mantova Latina, anche qui punti interessanti per il Caos Mantova. Sì, Mantova che potrebbe con questi punti andare quasi matematicamente nella Final 8 di Coppa Italia. È una squadra che ha fatto un buon girone d'andata con un allenatore esperto, La classifica intanto. un buon allenatore. Vedete che l'Aniene ha mosso sì la classifica, però è a quota 6. Arzignano 7, quindi con una partita in più sono però sul fondo della classifica. Invece Ostia e Latina a 9,
Padova 11 insieme col Genova. Questa è la situazione in chiave salvezza. Davanti Pesaro è nuovamente in testa dopo i recuperi 30, Acqua e Sapone a 29, poi seguono tutte le altre. Ci piace sottolineare il campionato dell'Avellino e del Came d'Ossona a quota 26. Sì, due squadre che hanno fatto davvero molto bene in questo girone d'andata, ma ricordiamo anche il Mantova, neopromossa, ha fatto sicuramente un ottimo girone d'andata. Adesso avremo un attimo Fabian Lopez con noi. Fabian Lopez che ci dice la sua su questo confronto. Soddisfatto di questo pareggio? Sì, un po' sapore amaro perché volevamo i 3 punti, abbiamo bisogno di vincere in casa, però va bene, come si è dato la partita mi sembra che è stato giusto. Possiamo dire però che le squadre erano entrambe rivoluzionate perché da questo mercato sono arrivati parecchi innesti, molto bene simili per voi. Sì, sappiamo che praticamente ha giocato oggi, ha fatto solo un allenamento, così che facciamo difficoltà per fare qualche schema, qualche situazione di palla ferma perché lui è arrivato ieri, così che ancora dobbiamo lavorare e adesso che arriva Leandrinho sicuramente sarà uno in più e questo penso che faremo meglio. Campionato molto lungo. Sì, il campionato è durissimo, lo sappiamo dall'inizio, però va bene, adesso manca una partita e tutto il girone del ritorno e dobbiamo giocare la nostra per la salvezza. Io ringrazio Fabian Lopez, fra poco avremo con noi anche Mauro Micheli, ci sta raggiungendo l'allenatore dell'Aniene. Allora, all'allenatore dell'Aniene facciamo i complimenti perché ci ha provato fino alla fine a vincere la partita su un campo certo non facile. Ricordiamo che fin qui avete questo triste primato, tra virgolette, del fatto che non avete ancora vinto una partita in campionato. Arriva però il 6° pareggio, significa che la squadra è propositiva. Cosa manca per vincere? Sicuramente ringrazio per i complimenti, però ci serviva vincere, quindi sinceramente c'è il rammarico anche perché nella nostra mente oggi il risultato era quello di fare i 3 punti. Ci abbiamo provato fino alla fine, abbiamo messo il portiere in movimento, sono tantissime le cose che dobbiamo fare meglio di come abbiamo fatto questa sera. E sicuramente la voglia dei ragazzi è diciamo, la notizia più bella. Il peccato è che abbiamo preso gol nell'unica maniera in cui non lo dovevamo prendere, ossia nell'unica maniera in cui in questi 2 giorni di lavoro abbiamo lavorato, eppure abbiamo continuato a prendere gol nella stessa maniera e quindi evidentemente dobbiamo lavorare ancora meglio. Possiamo dire Anas tra i migliori in campo? Sicuramente tra i migliori in campo, il ragazzo lo conoscevo solo da avversario, praticamente ha fatto l'allenamento di martedì con noi e basta. Devo dire che è stata sicuramente la migliore sorpresa, insomma, della serata. Vabbè, diciamo che è andato molto bene anche Simi dall'altra parte, ma Simi lo conosciamo, è un veterano, ma per voi questi innesti contano? Ma sì, gli innesti contano, la squadra è cambiata molto, avevamo una buona squadra anche all'inizio dell'anno, sono sincero, però insomma evidentemente non abbiamo trovato le alchimie giuste, insomma. E non è andata bene. Adesso abbiamo cambiato molto proprio in tutti i campi, da me fino ai ragazzi, e stiamo lavorando, stiamo oggettivamente indietro e spero di rimetterci a paro quanto prima. Oggi volevamo fare i 3 punti, non ci siamo riusciti, abbiamo la possibilità di giocare un'altra partita prima della fine dell'anno e non sono abituato a nascondermi, dobbiamo tentare in tutti i modi di fare i 3 punti perché dobbiamo comunque risollevare la classifica e anche far meritare a questa società i primi 3 punti in Serie A nel 2019. Io ringrazio anche Mauro Micheli che è stato chiarissimo al nostro microfono e quindi io a questo punto ringrazierei in regia Edi Saia, ringrazio al commento tecnico Massimo Ronconi, ricordo il risultato finale: Arzignano e Aniene hanno pareggiato 1-1 al Palatezze di Arzignano e con questo da Lucio Micheli è davvero tutto. Facciamo un buon Natale a tutti quanti. Certo, non prima di avervi detto buon Natale e soprattutto passate un Natale sereno con la famiglia, ma soprattutto continuate a seguirci perché noi proseguiremo anche subito dopo Natale a 27. raccontarvi la Serie A e saremo a casa della Came d'Ossona e quindi appuntamento al 27 sera per vedere questo nuovo appuntamento su Rai Sport per il calcio a 5. Una buona serata da Lucio Micheli, buon proseguimento su Rai Sport. Subito profondità per Rafa.